non c'è nulla di più intrigante che passeggiare e perdersi per Venezia. Una Venezia per così dire minore, quella lontana dai flussi di turisti. Il nostro girovagare per Venezia ci porta oggi nel sestiere di Dorsoduro. La chiesa di San Nicolò di Mendicoli è un vero e proprio capolavoro di questa Venezia minore. Andiamo a vederla, se avete la pazienza di seguirmi. Secondo la leggenda sarebbe stata fondata nel VII secolo e venne ricostruita tra il XII e il XIII secolo. Il campanile, di linee bizantine, è del XII secolo, impreziosito da un antico orologio ad una sola lancetta. Il nome forse ricordava le umili condizioni degli abitanti, o forse era semplicemente il nome dell'isolotto. Visitandola si possono ammirare vari capolavori di Palma il Giovane e della scuola del Veronese. L'interno, di stampo bizantino, lascia senza fiato. Quest'area non era proprio come lo è ora. Vi erano barene, isolotti e acqua. Con le bonifiche e gli interramenti abbiamo ottenuto un centro abitato e abbiamo ottenuto Piazzale Roma e ad esempio il Tronchetto. In queste zone abitavano quelli che prendevano il nome dei Nicolotti. Era una contrada un pochino rustica che aveva un suo dialetto particolare, aveva un suo capo e godeva di molta indipendenza. Nemici dei vicini squararioli divennero comunque loro alleati per scontrarsi con la contrada dei Castellani, dando vita alle famose risse sui ponti dei Pugni. Quello più famoso, vicino San Barnaba, vedeva scontrarsi Nicolotti e Castellani in risse senza esclusione di colpi. Questa rivalità era così accesa che la chiesa di San Trovaso, che non è molto lontano da qui, fu costruita con due ingressi separati, due facciate simmetriche. Tradizione vuole che queste due servissero proprio ai Nicolotti e ai Castellani, così da evitare le risse tra devoti. Sembra assurdo e può sembrare strano, ma questa rivalità aiutava Venezia a tenere sotto controllo queste due contrade. Non per nulla questa rivalità continuò anno dopo anno per oltre 400 anni.